Poi abbiamo qua tanto scrittore Michele Piovetta e il nostro fotografo Nicola Castagna, che soprattutto a lui questa Domus viaggia non solo più a livello nazionale ma a livello oltre la nostra nazione, insomma. E poi abbiamo invitato questa mattinata il dottor Valleano dell'Università RAI, che fa da moderatore. Io direi subito di iniziare, passo la parola al dottor Valleano, poi iniziamo. Buongiorno a tutti, mi senti? Allora, intanto io vorrei dire due parole a partire dal perché sono qua io per raccontare l'incanto, perché nella prefazione, se vedete, io parlo di sindrome di Stendhal, non è un pezzo letterario da uomo umanamente. Questo spettacolo è qualcosa che mi dona a conoscere, per conoscere le cose che poi lui. E la storia di questa, la storia che raccontiamo oggi è la storia forse della vittoria della curiosità di un giovane pastore che ascolta una leggenda, quella che si credeva essere una leggenda, e giorno dopo giorno cerca, scava, poi ve lo racconterà lui, la curiosità dell'aiutante scrittore che fin dall'inizio partecipa a questa avventura e naturalmente poi la curiosità di Nicola è buona ultima la mia, e la curiosità di tutti coloro che andranno, se non ci sono già andati, a vedere personalmente questa che è stata chiamata tomba dell'architettura dipinta, con definizione diciamo così molto didascalica alla sua prima scoperta, e che io poi nella mia ingenuità pensavo si fosse chiamata Sincanto in quanto tale. Poi invece ho scoperto che Sincanto è proprio il toponimo, quello di tutto il posto si chiama Sincanto, prima ancora di sapere che nascondeva questa meraviglia. Allora io comincerei subito, visto che dobbiamo raccontare una storia, io darei la parola al primo protagonista, che voi immagino, insomma, chi viene da Potifica riconoscerà bene, in quanto
persona che lavora con gli animali, persona che fra l'altro io ho cercato di guardare l'asiname, era l'unico pezzo che non si vedeva completamente coperto dalle nuvole di questa insomma, voi conoscete Sebastiano, è una lunga storia che non c'entra nulla con questa vicenda, ma che comunque ne fa un cittadino illustre di tutti i figari. Poi ci mettiamo questa vicenda e allora dobbiamo proprio raccontarla sin dall'inizio la storia. Bastiano. Grazie, buongiorno. Come è iniziata la storia della scoperta? Alla fine dell'84 siamo arrivati giù sotto la diga del fuga di lì a Messilios, che è in agrobiologia. Nell'85 sono arrivato lì con mio padre, avevamo un piccolo gregge di pecore che poi abbiamo sempre ingrandito e così via. Nell'85 mi sposai e poi nei primi periodi d'estate abitavamo via in campagna direttamente a Messilios. Cioè inizialmente il primo mese a Porottos, perché abita a Porottos, poi alla fine dopo un mesetto circa di stare a viaggiare, alzarsi presto e così via, decidemmo con mia moglie di stare in campagna. E lì ci stava dietro col bestiame, pecore, poi dopo un po' sono arrivate anche delle vacche, qualche maiale. Allora abbiamo fatto, ci dedicavamo proprio all'allevamento. Abbiamo iniziato a prendere anche dei terreni in affitto e vicino dopo qualche annetto con zio Franceschino Pilas Buonanima, zio Franceschino Uras. Proprio quest'ultimo è che quando mi vide proprio che andavo per curiosità a vedere i nuraghi, a vedere altri siti vicino, mi chiese: ma ti piacciono queste cose antiche? Io ho detto sì, è una passione che ho avuto sempre da bambino, autodidatta, anche quando ero fidanzato con mia moglie andavamo a vedere delle domus, dei nuraghi e quant'altro. Ero curioso e volevo sempre conoscere sempre di più diciamo tutto quello che faceva parte della nostra cultura, della nostra storia, preistoria e così via. Alla fine mi disse zio Franceschino Uras, dice: guarda che salendo su verso Baderdeiani, in Zappale Sincanto, per tornare al discorso che stava facendo poco fa Giorgio, dove loro trasformavano col bestiame, c'è un buco che gli antichi, lui era già abbastanza anziano, parliamo dell'86, tra l'86 fino all'86 fino all'87, aveva circa una trentina di anni, e dice che gli antichi, quindi persone del 1800 circa, vedevano c'era un buco e questo buco lo chiamavano Sodoma dei Solmanos. Lui non si ricordava più dove era ubicato, ma secondo lui, per quel poco che si ricordava, doveva essere una tana delle Groves, una tana di Lodi. Io ormai avevo stuzzicato la mia curiosità, dovevo cercare questo famoso buco. E quando stavo col bestiame, che lì non era tutto quanto recintato, lì tra quello di zio Franceschino Pilas e quello di Buonanima di zio Camillo Letta era aperto, bisognava stare dietro il bestiame per non sconfinare. Allora, quando il bestiame poi le pecore, dopo aver mangiato, soprattutto verso la fine della primavera, eccetera, stavano un pochettino più tranquille, incominciai a mediare, per dirla in inglese, allora potevo occuparmi alla ricerca di questo famoso buco. Dov'è che ho condotto le mie ricerche soprattutto nel postone di questa vallata dove ci scorre il fiume Stato, che poi andava in secca un ruscello di Baderdeiana, nella parte proprio del postone che era di fronte dove sorgeva il sole. E lì dove trovavo per forza questo buco. C'era il scalone dove trasformava tutto il bestiame e così via. E quindi ho realizzato proprio le ricerche in quel punto, fino a trovare un buco in mezzo a un macchione di lupi, però era collocato. Gli feci una canaletta per la deiezione dell'acqua, per farla defluire all'esterno, e quando si era un po' più seccato, sono entrato proprio strisciato, pancia a terra,
e c'era circa una 60, 70 centimetri forse di corpo, adesso era vicino anche a questo ruscello. C'erano due cuppole a forno e roba genere, quindi ipoteticamente doveva essere stata una pomodoriana. Da lì è partito proprio il mio intuito, perché ho pensato, se ce n'è una, ce ne devono essere altre. Allora ho iniziato a guardare con più attenzione tutto quello che mi circondava, quindi il terreno, fino a trovare anche delle schede di ossidiana un po' più a monte di questa prima luz. E in un punto dove c'era della roccia fiorante, della terra e così via, avevo affidato la mia attenzione a questo cespuglio di mirto. Il mirto, sappiamo tutti, fanno delle radici in profondità. Il cisto invece no, basta affidarlo e quindi viene tolto abbastanza facilmente. Ma se questo bel cespuglio di mirto, c'era delle rocce fiorante, terra e così via, ha fatto la sua dimora in un buco, ipoteticamente. Questo buco poteva magari risultare un'altra luz, ecco lì, e allora picco e palo. Ho dato dei primi colpi di picco a circa 7-8 metri di distanza dal mirto, scendeva forse una decina di centimetri, poi trovavo subito la roccia. Mi sono spostato leggermente a destra e scendeva un po' di più. Mi sono spostato ancora leggermente a destra, lo stesso quei 5-10 cm in terra. Ho smosso la terra e ho visto che c'erano una sorta di canale ipotetico con delle parettine un po' lavorate. Ho fatto uno scavo andando sempre verso il mirto e questa sorta di canale andava e si allargava sempre di più. Poi fino a trovare sotto il portello dove si vedeva che era tutto lavorato, eccetera. Allora ho provato a fare uno scavo sul piano di tappestio, il piano di terra proprio, il piano di campagna, un po' prima del mirto, circa 1 metro, 2 metri prima, eccetera, perché c'era questa terra, poteva risultare dietro questo portello. E scendevo. Ho spostato questo scavo sulla sinistra, ho trovato delle corna tauline scolpite. Mi sono spostato verso la destra, diciamo, del portello e c'erano quelle altre corna tauline. Io ho bloccato tutto. Mi sono fermato, perché una cosa del genere, a me piaceva leggere libri, eccetera, documentarmi, ve l'ho detto prima, era la mia passione. E quando ho visto questo non mi risultava, non avevo mai visto una cosa del genere in nessun libro. Mi sono fermato, non sono più andato avanti. Poi, ripensandoci, dopo 6 mesi circa, logicamente questo scavo è andato lì per la lunga, non è che potevo dedicarci tutti i giorni, quando sono dopo questione, quando avevo qualche ora libera, eccetera. Dopo 6 mesi circa sono andato ho fatto delle fotografie, le ho sviluppate e dopo 6 mesi, quindi era già passato un anno quando ho fatto pubblicare, eccetera. Con queste fotografie che ho sviluppato sono andato al museo. Ho parlato con l'usciere, quello che c'era in biglietteria, volevo fare proprio denunciare il trovamento e così via, e mi disse no, qua gli archeologi non ci sono, dovrebbe andare dietro via Umberto, dietro proprio il museo. E così ho fatto. Ho parlato con l'usciere, gli ho fatto vedere le fotografie che mi sono portate dietro stamattina dello scavo che ho fatto, mi ho spiegato il tutto, ma mi disse aspetti un attimo, ha preso le fotografie, si è detto su a parlare con gli archeologi e poi subito dopo mi è scesa tutta un po' affannata, possiamo dire, l'allora sovrintendente, che non conoscevo minimamente. Sono andato lì senza nessuna conoscenza, sono andato direttamente di spontanea volontà ed era Fulvio Rossi. Mi chiese come ho fatto questa scoperta, eccetera, alla fine gli spiegai tutto ed era verso gli ultimi di ottobre del 1988. Dopo un paio di giorni venne, fece il sopralluogo con altri 2 archeologi, si
lei si accorse subito dell'importanza di questa ipotetica domus, perché ancora c'era solamente la parte dell'anticello iniziale dove c'era una tavolina e in una di queste fotografie che ha fotografato Nicola Sibelli perfettamente. Dopodiché venne ricoperto dello scavo che era stato fatto e dopo un anno circa, quando sono arrivati i finanziamenti da parte del Ministero, vennero iniziati gli scavi archeologici al quale ho avuto il piacere di partecipare con allora chi aveva preso il lavoro era un vostro compaesano, Tino Baccio, e quindi ho avuto modo di partecipare anche con lui e con altri vostri compaesani agli scavi. Man mano che si procedeva, inizialmente abbiamo pulito il trono, dopodiché abbiamo fatto il lavoro di scavo nell'anticella, abbiamo tolto metri e metri cubi di terra. Non si era arrivati allo stato archeologico, non era quella la mia intenzione, ma era l'intenzione di, se io fossi andato lì, avessi detto a qualsiasi archeologo, secondo me qua c'è una tomba, mi avrebbe preso per pazzo, perché non si vedeva nulla. Dopo ho fatto questo scavo, logicamente, ecco che, diciamo che c'è stata questa dimostrazione, quindi io sono partito già giusto da una deduzione, da un intuito, da un ragionamento, e poi ho portato a questo risultato che tutti avete avuto modo di vedere, spero, o di conoscere o di sentirne parlare. Quando abbiamo fatto gli scavi nell'anticella si ipotizzava che abbiamo scoperto poi la falsa porta con la spranga centrale che era unica nel suo genere qua in Sardegna. Dopodiché c'era ormai questa in verticale, la terra che si era accumulata negli anni, dove c'era ancora il mirto. Alla fine l'archeologo Gian Mario De Martis dice: per andare bene qua dietro ci dovrebbe essere un'altra cella, magari anche a T, una delle cosiddette domus palaziali, delle più interessanti a livello regionale. Infilammo il manico del malepeggio sulla sinistra del terreno, sembrava che ci fosse del buco. Venne infilato il manico di una pala e c'entrava tutto. Qui dice: no, qua c'è un'altra, dovrebbe esserci un'altra cella. Pensate un po' all'entusiasmo di allora. È stato fatto un buco e poi con la pila chi si è affacciato dice: ma qua ci sono dei pilastri, c'era della terra, parecchia terra che si era accumulata. Qua ci sono dei pilastri, ci sono delle formate lunghissime che si vedevano, eccetera. Allora, un po' per volta c'entravamo, però ci potevamo su perché l'area non c'era aria nella cella centrale. Abbiamo scavato comunque, finito di scavare la cella centrale e così via, poi anche ripulito quelle precedenti laterali. Il libro è stato scritto a 4 mani, prego. Però questa è una cosa. No, appunto stavo per fare io una domanda sulla curiosità reciproca vostra, perché poi il libro nasce anche dall'incontro di 2 persone, un paroliere scrittore e un cacciatore di tesori. Come è andato il vostro primo incontro, Michele? Buongiorno. Lui ha detto una cosa prima che un po' spiega tutto questo ragionamento, no? Lui quando dice se c'è una tomba dice ne devono essere molte. Oh. Io sono partito praticamente inconsciamente anche dallo stesso concetto, no? Se c'è una storia ce ne devono essere altre, perché la storia non è solo la storia di una scoperta, no? È la storia anche di una riscoperta di se stessi, cioè di questo ragazzo che con la sua testardaggine decide che ci deve essere qualcosa. Io penso che sia una storia già quella di una certa importanza. Però a me piaceva anche, avevo già scritto delle storie sulla Sardegna in precedenza, no? Che avevano come protagonisti animali, persone un po' strane, e soprattutto aveva come protagonista la nostra terra, no? In un paradosso in cui immaginavo che quest'isola si muovesse e vagasse nel Mediterraneo,
È un po' quello che accade quando Bastiano mi racconta la storia, cioè questa è la storia. Cioè, se uno dovesse decidere di scrivere una storia ispirandosi a Bastiano, cioè tu pensi a certi film americani, no? In cui c'è poi la linea, la batteria, si fa la casa, tutto questo. È lo stesso quello che è successo a lui e anche a me, perché avendo avuto la fortuna di ascoltarlo in prima battuta, cioè è chiaro che tu mentalmente l'avevi già scritta e allora ti piacerebbe l'idea di raccontare e così l'abbiamo fatto, semplicemente incontrandoci, qualche birra, qualche chiacchiera e poi finalmente siamo andati a vederla questa meraviglia. Quindi dopodiché a me la cosa che mi ha colpito di più è stato entrare dentro e dire e sentire questa voce che mi invoca, che ti torna in una specie di eco senza fine, no? Che senti tutte le vibrazioni, che amplificava anche il respiro, oltre a amplificarti l'emozione, la sindrome, come giustamente hai detto, no? E rimani lì e dici, dobbiamo. Infatti poi abbiamo iniziato a scriverla. E l'evoluzione di questo libro è un po' l'evoluzione del computer, perché siamo partiti su un laptop con un processore 080 Motorola e siamo finiti con il digitale, sempre portando avanti ogni giorno, ogni volta qualcosa che comunicasse agli altri il piacere che abbiamo avuto. Io di averla sentita, averla raccontata, lui di raccontarla e poi ce la mette insieme fino a quando non arriva questo signore qui che dà immagini anche pensieri che quindi altrimenti restavano sì, si poteva anche raccontare questa storia però senza le fotografie, senza le immagini non rende idea se uno non ci va almeno una volta non si rende conto della profondità dove tutti immergi, che non è solo una profondità fisica, ma diventa anche una profondità mentale, no? È quasi una domus dell'anima, dove tu entri e improvvisamente tu cambi posto. No? Io avevo scritto una storia molto fantastica molti anni prima, in cui questo giovane ricercatore, entrando dentro un lago, trova una specie di porta e attraverso quella porta va a ripercorrere tutto un sacco di piedi. Stargate mi hanno fregato l'idea, l'hanno scritta molto prima di loro. Comunque questa porta delle stelle, non questa porta del nulla, è un po' quello che succede in maniera simbolica quando tu entri in uno di questi posti, che fortunatamente non è che sono pochissimi in Sardegna, però questo è un particolare. Tra l'altro, appunto, a proposito di Domus Deianas, si sta riparlando dell'ipotesi che Janas significhi letteralmente come nel sardo comune porte e la questione delle fate sia da attribuire alla solita contaminazione. Questo. Okay. E un'altra cosa, visto che insomma tu hai avuto a che fare con la parodia di Naleda, la ricerca che io so che qualcuno sta anche facendo proprio sulla possibile utilizzo degli ambienti, di alcuni ambienti ipogei per amplificare appunto o favorire momenti di meditazione. È una cosa in cui ti eri già imbattuto o in cui ti sei imbattuto nel corso di questo lavoro? Sì, perché siamo andati con Andrea una volta e lui ha proposto dei vocalizzi spaventoso, era una cosa che non riuscivi a credere, perché già su una voce in falsetto veniva amplificata, ma anche le frequenze basse, quelle che normalmente non senti, frequenze basse che normalmente non senti, venivano lì restituite. So che c'è andato anche un mio carissimo amico, un musicista, un sassofonista, che però è un bravissimo anche cantante a tenore, e lì ha provato delle voci e mi ha detto, guarda, cioè non esiste un sequenza in un campionato al mondo che ti restituisca lo stesso effetto. Non c'è compressione di dinamica, non c'è nessun trucco, che pure conosciamo, chi più chi meno, che ti possa restituire
che ti possa restituire la sonorità di quel posto che è. Se non sentite segnalatelo, perché a me sembra che va bene anche quando il microfono è un po' lontano, insomma l'ambiente è abbastanza... no, beh sì, quindi diciamo che... Allora, tornando al perché io personalmente sono qua, diciamo la cosa più importante che ho fatto in quasi 30 anni di RAI è questo documentario disponibile solo online che si chiama Tesori troppo nascosti ed è un mio vecchio pallino. Io sono sardopatico dal 1981 e quindi sono sempre stato interessato e diciamo le due cause scatenanti della produzione di questo documentario sono state da una parte la possibilità di entrare a Sapala Larga, di cui io sapevo, avevo visto delle foto, e però sapevo anche che era un luogo blindato, e poi vedremo anche che c'è qualche parallelismo con la vicenda possibile futura di Sincanto. Per cui insomma venni a sapere che c'era la possibilità finalmente di portare una telecamera dentro Sapala Larga e quindi portai la mia proposta, ma quello che era la mia priorità in realtà era proprio la famosa tomba dell'architettura dipinta, come mi ero abituato a sentirla definire, Monte Sisei 1, 2 o 3 in particolare, ora non ricordo, perché poi appunto ci sono le altre tombe scoperte da Sebastiano. E la prima cosa che io decisi autonomamente, senza interpellare la RAI o chi che sia, era che questo lavoro doveva comprendere Sincanto e per quella che era la mia esperienza, per quello che io avevo visto, perché queste foto già circolavano allora, era indispensabile l'aiuto di Nicola Castaglia, che infatti ha illuminato Sincanto e tante altre cose che si vedono in questo documentario e al quale si deve, come dire, la qualità del documentario, e adesso di questo stiamo parlando, perché questo è un racconto, ma io non lo so se un libraio medio lo metterebbe nella letteratura o nei libri fotografici. Parliamo un po' della storia di queste fotografie anche dal punto di vista tuo, perché anche tu hai avuto quel sindrome di Stendhal quando ti sei approcciato al monumento. Qual è stata, racconta la tua prima volta. Buongiorno, la mia prima volta è stata la visione di una fotografia in bianco e nero, quasi sfocata, quasi illeggibile sul web, dove ho visto questi cerchi concentrici. E siccome stavo già iniziando a realizzare una raccolta fotografica delle Domus de Janas dipinte o scolpite, una volta che ho visto questi cerchi concentrici ho detto qui ci devo andare. E non mi ricordo se fosse il 2012, 2013. E quindi ho iniziato a cercare di capire dove poteva essere questa Domus de Janas. Tenete presente che all'epoca non c'erano ancora i sistemi satellitari di oggi, quindi si andava all'avventura con una mappa ancora. E infatti la mia prima avventura di ricerca di Sincanto finisce nel canalone giù in fondo per 2 ore e mezza ai lunghi e senza nessuna visione della Domus de Janas. Quindi avevamo fatto questo canalone che Sebastiano sicuramente conosce, siamo rimasti 2 ore girando e della Domus de Janas nessuna traccia, ma una volta risaliti abbiamo visto questa casetta che era stata costruita negli anni 90 per protezione della volta che era sprofondata, e lì abbiamo capito che eravamo arrivati nel punto giusto. Il primo ingresso è stato emozionante, cioè non è descrivibile la bellezza di un ambiente come quello di Sincanto,
soprattutto se si è a conoscenza del fatto che uomini e donne ci hanno lavorato e l'hanno scolpita 5.000-6.000 anni fa con una sola pietra. E tutto quello che voi vedete nelle foto alla vostra sinistra, dovete pensare che sono tutti scavi e disegni realizzati senza progetto, ma non solo. Sono tutti, è tutto un risultato di pietra asportata. Quindi quando entrate in una cavità di questo tipo, con queste meraviglie, dovete immaginare che prima era un blocco di pietra unico e poi colpo dopo colpo è stata realizzata una cavità e poi dopo colpo sono stati realizzati tutti quei decori. Quindi non bisogna stupirsi tanto di quello che si vede, ma bisogna stupirsi di tutto quello che manca, perché quello che manca è la stessa cosa della pietà di Michelangelo, una grandissima scultura. Voi dovete immaginare un blocco di marmo dal quale l'artista riesce poi a realizzare un capolavoro. Ecco, 6.000 anni fa in Sardegna hanno realizzato questo capolavoro. È quello che è stata la mia passione, oltre che professione, è quella di dare luce a questi luoghi delle tenebre, che sono luoghi sicuramente dove l'oscurità regna, ma è un'oscurità da interpretare come una voglia di rinascita, perché tutte queste porte che sono scavate nella roccia e sono porte dove i corpi non passano, sono sicuramente un sipario di collegamento con il loro mondo dell'aldilà. Quindi dovete immaginare la volontà di restituire un corpo di un defunto nella speranza che quell'anima, attraversando quella falsa porta, diventi una nuova vita. Questo è il concetto, secondo me, di quelle false porte. Poi, con un minimo di esperienza fotografica, un po' di tecnica di illuminazione, si riescono a dare forme a tutti questi capolavori, ma il lavoro che ho fatto io non è stato altro che esaltare quello che era già un capolavoro, quindi non c'è stato da parte mia nessun tipo di come lo posso dire, di intervento che abbia in qualche modo modificato quello che già esisteva. Ho semplicemente applicato quello che è la definizione stessa di fotografia, cioè etimologicamente fotografia significa scrivere con la luce. Io questo ho pensato di fare ed è questo che faccio nella mia professione. Se poi mi sono concessi altri 5 minuti, volevo raccontare l'incontro con Sebastiano, perché è stato quasi casuale, almeno da parte mia, però lui il suo era premeditato sicuramente, perché un giorno stavo presentando col professore Ercole Contu un nostro lavoro all'auditorium della Sella Mosca e alla fine, all'inizio dei lavori, Sebastiano, cioè, non mi ricordo più, mi ha detto c'è Sebastiano Porto. Ho detto come Sebastiano Porto? Mi fa sì, c'è Sebastiano Porto che ti vuole parlare. Lo sapevo già ovviamente chi è Sebastiano Porto, e quindi andiamo, sono andato da Sebastiano, e Sebastiano aveva con sé un mazzo di fotocopie e mi ha detto, avete sentito, lui è una persona molto diretta. Oltre ad aver scoperto Sincanto, questo è il secondo suo grande pregio, e essendo molto diretto mi ha detto: guarda, io ti sto seguendo da un anno, quindi ero già attenzionato, come direbbero i nostri amici carabinieri, e ti sto seguendo da un anno. Io ho scritto la storia della scoperta di Sincanto insieme a Michele, a mio compare, e vorrei che tu la illustrassi. Io ho preso quei fogli, ho letto 4 righe e ho detto sì, va bene. Cioè, come ho letto le prime 4 righe, avevo capito che non si trattava della solita narrazione didascalica, ma che si trattava di un capolavoro letterario scritto da Michele, che scherzosamente il sindaco prima
detto aiutante scrittore, però quando penso a Michele, alla sua bravura e alla sua umiltà, mi ricordo quella presentazione che fecero, non so se qualcuno di voi ha mai sentito il disco della PFM, della premiata Forneria Marconi con De André, il concerto. Durante la presentazione dei musicisti, a un certo punto uno della PFM dice: laggiù in fondo c'è uno seduto sulla sedia con una chitarra che è grande come pochi ed è Fabrizio De André. Ecco, io ogni volta che penso a Michele penso a lui che è seduto in fondo al buio con una penna ed è grande come pochi. Sempre a proposito di musica e di altre arti, mi stavo dimenticando di dire che il documentario apre proprio dentro Sincanto con un vocalizza secondo la tecnica tuvana, di cui adesso mi sfugge il nome tecnico, comunque insomma la vocalizzazione con due toni contemporanei e con i nostri poveri mezzi di registrazione, diciamo che comunque l'effetto era quello. Io volevo tornare un attimo con Sebastiano, perché abbiamo sorvolato un po' su un altro incontro che c'è stato, cioè un incontro con l'allora credo facente funzioni sovrintendente Fulvio Lo Schiavo, archeologa illustre, nonché persona di carattere e anche abbastanza simpatica, e mi incuriosisce un po', mi hai accennato i primi scambi di battute che ci sono stati fra voi, però insomma anche questo deve essere stato un bel incontro. Sì, Fulvio Lo Schiavo quando saliva su alla Domus, quando stavamo scavando eccetera, la chiamava la mia bambina. Era la Domus, secondo lui, la più bella della Sardegna, anche per l'unicità di quella spranga centrale e così via. Ma era tanto entusiasta, gli luccicavano gli occhi quando guardava quella Domus, quando cercava poi anche di cogliere qualsiasi elemento architettonico e quant'altro. Ma era così entusiasta che una volta disse: questa tomba la chiameremo la tomba di Sebastiano Fulvio. Io, innocentemente, eccetera, gli dissi in inglese: lasciate stare chi già sono vivo, lasciate stare chi già sono ancora vivo. Forse lo dico lui, ma l'avrei anche accettato. Però è stato un periodo molto, molto bello, perché ci ho organizzato con tutti e non guardavamo proprio, non c'era stanchezza quando scavavamo quella Domus. E volevamo arrivare proprio quando stavamo pulendo, roba del genere, pulirla il più in fretta possibile, e così anche nella cella centrale. Sono emozioni che a distanza le sento ancora. Sembra facile, stiamo qui a parlare della bellezza, sono cose che colpiscono. Allora, parlando ancora con Michele, abbiamo un po' accennato a quello che c'è di Sebastiano in questa storia, e parliamo invece proprio di quello che ci ha messo lei, la tomba di quello dello scambio che c'è stato col tuo centro emotivo. Iniziamo dal titolo originale, che è Animas de Vedra, anime di pietra, no? In questa contrapposizione, no? Una cosa invisibile che non si può sentire, che non si sa neanche se c'è, e la pietra che invece è solida. Quindi in questo contrasto, in queste anime di pietra, io pensavo di metterci dentro quello che la pietra a volte suggerisce, no? Quello che il posto ti dice, ti fa capire, ti sta comunicando meglio. E quindi ho cercato di sentire meglio, di ascoltare
quello che la pietra diceva. La pietra in questo caso è la pietra che non c'è, quella che è stata rimossa, capito? Quindi che lascia l'anima che è un'anima di pietra o della pietra, lì bisogna un po' stare un po' sul chi vive. E ogni volta che scrivevamo con Bastiano, quando lui parlava, no, c'era una sorta di traduttore automatico di sensazione e di emozione, per cui io cercavo velocemente di scrivere tutto quello che succedeva, cercando di capire, di raccontare, di rivedere, di essere nel momento in cui per la prima volta lui finisce di svuotare il dromo, si trova davanti questa cosa qui, queste colonnate linee, viste tante volte nei libri, no? Viste in tante cose, questa simbologia, te le trovi davanti, no? Quindi c'è già un alfabeto della pietra che bisogna saper leggere, anche di scriverlo, perché altrimenti non riesci a entrare dentro quella sensazione, dentro quell'emozione. In parte romanzandola, perché una storia bisogna anche di essere raccontata. Uno dei grandi limiti della storia culturale della Sardegna è che sembra una terra di cui non si racconta il passato perché il passato non esiste. Cioè, se noi andiamo a vedere, a scoprire i grandi fossi storici, no? Poi lo dico, ma può darsi anche che mi sbagli. Da Stonehenge al Signore degli Anelli è tutta una costruzione di una storiografia precedente che si sono dati i britannici perché non avevano una storia vera e propria, però se la sono inventata, quindi si sono inventati Excalibur, tutta la dinastia fino ad arrivare a Avalon, cioè, tutta una genealogia storica di cui un popolo ha bisogno per credere in se stesso. Ora, a parte che a noi la storia degli ultimi 200-300 anni ce l'hanno cancellata, rimossa, come un tumore, capito? Non abbiamo mai cercato di scrivere, anche di fantasia, sul nostro passato. Quindi, quando tu vedi questi nuraghi e domo, si nemici, dico, mi ci metto anch'io, no? Abbiamo provato a scrivere tante altre cose, non abbiamo mai pensato di dare un po' di poesia, si può dire, un po' di poesia alla nostra storia, che poi quello è il filo conduttore che ti permette di raccontare. Perché tu devi anche affascinare chi ascolta, non devi solo, sì, ma sai, nel 1200, no, la storia è fatta anche di episodi più o meno immaginari, che servono per dare una coscienza popolare a chi ancora non ce l'ha. E ripeto, Il Signore degli Anelli è un capolavoro, ma non solo perché è scritto benissimo, è un capolavoro perché dà ai britannici un passato leggendario, tutto quello che vuoi. Excalibur, che dice la spada di Excalibur era semplicemente una costruzione latina, ex caloribus, che diceva che quella spada era di Carlo. È così per tante piccole cose, ma non importa. Lo stesso Stonehenge, a quanto so io, è un'invenzione recente, ricostruita secondo. Ma i nostri nuraghi sono sempre lì in piedi, non li ha ricostruiti nessuno. Anche quando tu li vedi cadenti, tutto quello che vuoi, però la struttura c'è. Ecco, noi su questa storia non abbiamo mai ragionato, raccontandoli. Ci siamo a volte persi forse una letteratura inutile, non di barbicio, cose che. Però invece Anima Tevera invece ha raccontato queste altre cose che poi sono venute anche dopo, Io qui credo di vedere il limite di una cultura nazionale che qui si è imposta anche per volontà di tanti insegnanti e allievi sardi. Io ricordo, devo dire con un po' di raccapriccio, un'intervista che feci con una persona, non sto a raccontare tutta la storia, comunque insomma era una persona di 43 anni, sicuramente con un diploma, con qualche buona lettura, quella che un tempo si sarebbe chiamata coscienza politica, e io me lo portai per gli artifici del mio racconto, che era il racconto della sua vita. Mi veniva comodo portarlo in cima a un nuraghe e gli dissi: ma non possiamo raccontare così, la senti tu? Sì, saliamo, andiamo. E poi quando tornammo giù mi raccontò che non ci era mai salito, né dentro a quello né dentro a nessun altro. Allora che parliamo del nuraghe
Giovanni Serucci e di una persona la cui storia familiare ruotava intorno alla miniera di Serucci. E qui evidentemente c'è stato qualcosa che ha distratto questo ragazzo, questo uomo, dal dare uno sguardo verso il passato del suo territorio. E questa è una cosa che purtroppo vale anche in altre colonie interne tipo Sud Italia e anche fuori d'Italia, probabilmente si spiegano con questo tipo di dinamiche. Tornando alla curiosità, insomma, non è una cosa di cui tu parli più volentieri, però è una cosa che secondo me va ricordata. Tu avresti avuto, qui ci sono scritti, abbiamo i documenti del novembre 88, in cui si menziona esplicitamente il ricco premio a cui questo signore avrebbe avuto diritto, al di là del fatto appunto di prendere il nome come per esempio a Sotempiesu o come a Loraghe Noelle. È più bello Sincanto come nome, se mi posso permettere. Però, insomma, tu non hai avuto né il nome né quei 4 libri che avevi chiesto. Raccontiamolo un po' sta storia, perché è anche giusto sapere che cosa voleva questo signore. I soldi no, voleva libri, però come è andata a finire? Sì, è giusto, è stato riportato anche sul giornale sulla Nuova Sardegna del 93. Quando l'archeologo dice stiamo istituendo una pratica per devolvere il proprio premio in denaro sul ritrovamento, io gli dissi non datemi soldi, anche se i soldi fanno comodo a tutti, eccetera, non datemi soldi, datemi libri sulla Sardegna, che per me era il più grosso dono che potessi avere. Di libri non la ricevetti uno su Reosanna, poi un paio di impulsoli, eccetera. Se avessi invece accettato i soldi, forse libri me ne avrei potuto acquistare prima, però così, purtroppo. Poi per quanto riguarda il libro, Michele ha detto un po' romanzato, sì, perché poi ci venivano mille idee. Anche quando leggerete questo nome, Ovincos, il perché, a chi è stata dedicata questa tomba? Molto probabilmente a un capo, a un grosso sacerdote, a una persona che si era distinta, si distingueva anche dal resto della tribù. Quindi un giorno io lavoravo lì all'Agris e allora mi occupavo di laboratorio, facevo delle analisi sugli alimenti all'uso zootecnico e così via. Stavo pesando un campione e poi mi è venuta in mente questa storia, cioè è come un film quasi che avevo visto, di vedermi un bambino piccolino che stava già dietro al bestiame, alle vacche e così via. Allora non c'era il problema delle denunce per il lavoro in olive e così via, come non c'era fino a 40-50 anni fa. Chi è che non aiutava in casa i genitori, eccetera. E comunque questo bambino che stava dietro le vacche, poi c'era una giovenca che stava partorendo, però non riusciva a partorire. Lui si è ricordato in quel momento della mamma che durante il parto e così via aveva vista l'ascia della capanna e così via, sofferenza e quant'altro, e poi non ce l'aveva fatta, quindi aveva perso sia la madre che anche il fratellino. Vedere questa giovenca si è ricordata della mamma, eccetera, quindi con tutte le sue forze cerca di tirare il vitello fuori, il vitello lo annusa, poi lui munge del latte da qualche vacca, gli dà da mangiare, eccetera, e poi crescono insieme. Quando gli ho raccontato questa storia con padre, quando andai per la sua, perché solitamente andavo da lui, quando prima di lavorare, eccetera, passavamo 1, 2, 3 ore, dipende, e c'è compadre, ha fatto cioè gli è piaciuta tantissimo anche come idea. E poi tante altre cose, qualche altro aneddoto, quando ero lì, da una parte dentro il bestiame stava piovendo a dirotto, allora ero con il gelato, c'avevo anche un ombrello da campagna, quelli verdi, quelli grandi. Poi dall'altra parte della vallata, Pietro Ruscello, questo
era un avvoltoio proprio che poi si era posato su un grifone, si era posato su una roccia, si stava scrollando di dosso l'acqua e così via, e poi ti immagini al limite volare sulle ali di questo avvoltoio sopra sopra il villaggio, e vedere un po' tutti i lavori che facevano il villaggio e quant'altro. Ti vedevi questo ipotetico fantomatico, il coso del bacino, il cavallo del toro, che poi passava da una parte all'altra, perché il toro è, come simbologia già con le cornatauline, eccetera, è stato molto importante, non solo qua in Sardegna, ma un po' in tutto il Mediterraneo. Poi non so se vuoi aggiungere qualcosa più. Sono scritte dentro, adesso noi stiamo cercando di incuriosire, però tenete presente, cioè, abbiate un po' di pietà, perché sono cose scritte 30 anni fa, che noi abbiamo conservato e lui l'ha riscoperta 2 volte questa tomba, no? La prima volta e poi la seconda volta quando siamo riusciti a vederlo stampato, per il nostro libro, che ormai hanno preso per anni, capito? Però tutte le cose migliori secondo me sono dette dentro, perché adesso parlando non è facile, anche perché c'è comunque sempre una certa emozione che non ne possiamo fare a meno, saremo anche di pietra, saremo anche di grafici, però sai. Ma guarda, sulle trasmissioni io dico sempre una cosa, no? che mi piace sempre, la dico spesso e volentieri, no? Abbiamo presente i telefoni cellulari. Come funziona un telefono cellulare? Funziona mettendo insieme tante celle, no? Una cella sull'una, rimasta sull'altra. Allora, i neuroni Sardegna sono tutti quanti cellati, perché sono tutti quanti tecnicamente in comunicazione tra di loro. Non si vedranno tutti uno di fronte, per uno dell'altro, l'altro. Cioè, teoricamente, un colpo di pietra battuto giù il Capitano arriva più velocemente del treno che parte da Cagliari, più velocemente al capo di sopra di quanto faccia il treno che parte da Cagliari. Ecco perché la trasmissione poi avviene su quello che si scrive, quello che si racconta, poi non sempre riesce a trasmettere tutte quante le cose. Però facciamo finta che sia un po' di martello questo. A parte comunque questo non è solo un libro fotografico, perché insomma i dialoghi fra l'anima e la pietra non si possono fotografare. Quello che si può fotografare, io volevo chiedere a Nicola, tu so che sei andato a disallestire questa mostra per riallestirla qua, ma poi tutto quello che stiamo vedendo dove si può rivedere in un prossimo futuro? Allora, tutto questo che stiamo vedendo adesso qui vi dà la possibilità di dirvi un'altra cosa. Alla vostra sinistra vedete le fotografie di Sincanto, alla vostra destra vedete le fotografie di un'altra Domus de Gianas che lo stesso Sebastiano Porcu aveva scoperto andando in quelle sue giornate di perlustrazione a Sincanto. Quindi questa tomba che vedete, questa Domus de Gianas che vedete a destra, che se si fa un accenno anche nel libro, è una Domus de Gianas ancora intatta, non scavata, tant'è che vedete tutte le sabbie e le terre millenarie ancora da asportare, che potrebbe essere una nuova Sincanto, non si sa. Alcuni particolari richiamano geometricamente e architettonicamente quelli di Sincanto. Allora, è importante dire una cosa. Michele dice noi non vi vogliamo incuriosire, però sappiate che noi vi possiamo incuriosire quanto volete e quanto vogliamo, perché tanto il libro in libreria non lo troverete, perché questo libro non è al momento in nessuna libreria. Questo è un omaggio che il comune di Putifiga ha voluto fare a Putifiga, alla sua comunità, e noi siamo stati ben lieti di essere gli autori di questo bellissimo omaggio, perché penso che
prima di tutto debbano essere le comunità stesse a conoscere e a proteggere i loro tesori archeologici. Poi ci penseremo se fare un'edizione con una divulgazione in libreria e vediamo in che formato e che tipo appunto di veste editoriale dare. Però è importante dire che è stata la sensibilità del sindaco con la sua giunta e tutta l'amministrazione a volere questo prodotto. Grazie. E oltre a volere questo prodotto, la giunta, l'amministrazione ha chiesto questa mostra fotografica. Questa mostra fotografica è un riassunto di un lavoro fatto negli anni e abbiamo allestito per darvi uno scenario di tutto quello che vi abbiamo raccontato. È una mostra fotografica che ho allestito molto volentieri e molto volentieri, ancora più volentieri, dono all'amministrazione comunale di Putifigari col patto che questa mostra fotografica venga esposta negli edifici pubblici, nelle scuole, negli uffici. E che poi ogni anno, se volete, la riallestite qui o dove volete per la vostra mostra ecologica, ma sarebbe bello se i ragazzi nelle scuole crescessero vedendo le foto di Sincantu, se negli uffici vedessero le foto di Sincantu, anche perché guardate, il comune di Putifigari è stato il primo comune nel 2018 o nel 2019 ad aver allestito le immagini di Sincantu nella piazza nelle sale principali, quindi la sensibilità dell'amministrazione c'è tutta. Da parte nostra c'è stata la volontà di arrivare a un prodotto finito, perché il regalo che ha fatto Sebastiano della Sardegna è incalcolabile, cioè non si può immaginare quanto vale Sincantu se qualcuno sa sfruttare bene Sincantu da un punto di vista della divulgazione, della promozione, del ritorno dell'economia nel territorio, perché un ipogeo simile a Sincantu a Malta costa tantissimo e se prenotate oggi andrete a vederlo ad aprile, a marzo, perché c'è tanta di quella fila che non vi immaginate. Sincantu è molto più bello. Un abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie.